in quel momento non c'erano possibilità differenti, perché io avevo formazione al di fuori del mio territorio, perché io comunque conoscevo meglio alcune realtà all'interno del territorio. Sono stato fatto coordinatore, ci furono delle elezioni, io non mi candidai, mi candidarono loro. Sono sicuro che gli sono mentiti, però sto registrando io, sto registrando io. Sta di fatto che quello che diciamo sempre all'interno, magari ne parlavamo ad alcuni incontri, abbiamo parlato tante volte, non è tanto l'importante se io hai la carica, e la carica a noi non ce ne frega nulla. L'esempio è stato il reparto sensibilizzazione estrema. Io non ero neanche un coordinatore, era un'altra ragazza, l'ex ragazza d'istituto del Galizia, Ginevra Barrello. Io non ero. Sì, è stata lei la prima coordinatrice. A Bonanno. È la verità. Io non ero coordinatore. Però comunque volevo fare. Sentivo che potevo dare. Come con Giuseppe a me mi si metteva, ho fatto una colla, ragazzi, c'era una testa, provate a staccare il come mi vedete. Provate veramente, però comunque, se andate a vedere, le sale di Nocera, ci sono alcuni vecchi volantini, ai quali li abbiamo messi a quella, questi sono proprio i nostri fatti da noi, non che escono in nazionale. Li abbiamo stampati a migliaia della nazionale, ma quelli sono proprio i nostri fatti da noi, che non c'era. E ci sono alcuni, qui per gli impazzi, ne manca soltanto uno quest'anno, però che sarà dice che io ho rubato, ho detto da Nico che, anzi ho Raffaele, se non sbaglio, che quelle erano le nazionali, si sono rubato nulla. Comunque sta di fatto che alcuni di questi bambini stanno ancora in mezzo, c'era, stanno quelli di febbraio, 2 anni fa, quando è nato ufficialmente l'estero, cioè stanno delle impazzi 16 maggio 2013. Stanno ancora attaccati. Quindi resistiamo. Mi voglio vedere a questo fatto perché è fantastico. La cosa fatta da Giussi è fantastico. Quando dicevo che puoi conservarla a massa faceva i verbi, la gente iniziava a invidiarcela. Minchia, qua ha detto una cosa che verbi. Quando c'era la gente che vedeva la del mondo, no, ne abbiamo di preoccupare. Solo d'Italia. Dopo il pomodoro San Marzano ci sono Esatto. la colla di Giussi. Il pomodoro San Marzano noi non avremo la colla a base di noce, faremo. Visto che siamo a Nocera, cercheremo un nuovo prodotto locale, ma una cosa fantastica. Piove, il sole, niente, la colla resiste, i volantini stanno ancora là. E da questo, veramente sto concludendo, è incredibile, noi dobbiamo resistere. Come dicevo anche quando c'è stato il